Una notizia bomba è arrivata questa sera alle orecchie dei tifosi del Napoli, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelare farà emozionare tutti coloro che amano il nostro club. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più scottanti e rilevanti sul Napoli. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste fantastiche informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra. Ora passiamo agli affari. Qualcosa di enorme si sta articolando nei corridoi del Napoli. Una mossa impressionante che promette di trasformare il futuro del club e di accendere ancora di più la passione dei nostri tifosi. Cosa c'è in serbo? Restate con noi, perché questo è solo l'inizio di una vera e propria svolta. Con il Napoli in testa al campionato di Serie A, i tifosi sono in estasi. Non solo per le solide prestazioni della squadra di Antonio Conte, ma anche per i possibili rinforzi che potrebbero arrivare a gennaio. Due nomi sono sulla bocca dei tifosi: Patrick Dorgu, terzino sinistro del Lecce, e Ange Ioanbonni, attaccante del Parma. Dopo la vittoria contro il Lecce, il gesto di Conte di salutare Dorgu ha fatto pensare che il giovane talento possa arrivare presto al Napoli. Sui social media i tifosi esprimono le loro aspettative. Molti credono che Dorgu e Bonni saranno i prossimi acquisti in grado di alzare ulteriormente la qualità della squadra. Per me il Napoli prenderà lui e Bonni, dicono alcuni. Mentre altri sono convinti che Conte stia puntando su Dorgu per rinforzare i centrali e dare più opzioni alla squadra. L'entusiasmo è palpabile e i tifosi sperano che questi possibili arrivi consolidino ulteriormente la marcia del Napoli verso lo scudetto. Ora, tifosi, vogliamo sapere cosa ne pensate. Dorgu e Bonni sarebbero gli acquisti ideali per rafforzare la rosa del Napoli. Antonio Conte è sulla strada giusta puntando su questi giovani talenti? Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione sul futuro della nostra squadra e sui possibili acquisti di gennaio.